Pietro Bagnai, che è in collegamento con noi, economista. Buongiorno professore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. E io mi rivolgo proprio più che al parlamentare, al professore, anche se le due cose stanno insieme. Spesso i suoi interventi sono tesi anche, come dire, ad un'attività di divulgazione dei temi economici anche in Parlamento, per chiederle in maniera molto semplice, visto che i toni che avete usato anche lei nei suoi interventi sono stati molto, molto duri rispetto a questo percorso, diciamo, intrapreso dal governo rispetto al MES, quale pericolo corre la collettività italiana, lo Stato italiano, di fronte appunto a questa soluzione che per ora ha visto soltanto appunto attuarsi in questa riforma, ma poi potrebbe anche, diciamo, considerare un'adesione totale. Che pericoli ci sono dietro l'angolo di questa scelta? Nello scenario più estremo c'è quello di una bancarotta sui titoli del debito pubblico che il trattato in qualche modo non solo evoca ma anche rende più semplice attraverso dei tecnicismi con i quali non annoio gli ascoltatori. Però c'è una cosa che tengo a dire in premessa, sì, che è il succo del mio intervento di ieri. Io mi sono rivolto ai colleghi, diciamo, quelli ancora politicamente vivi della maggioranza, perché i 5 Stelle dopo questo voltafaccia credo, nonostante i loro elettori siano di bocca buona, che siano politicamente morti, e io ho ricordato un dato molto semplice. Nel 2011 erano tutti a favore dell'austerità tranne noi, adesso dicono che l'austerità è stato un errore. Nel 2013 erano tutti a favore dell'unione bancaria tranne noi, poi c'è stato il bail-in, il PD ci ha perso le elezioni e adesso sostanzialmente ci danno ragione. Oggi sono tutti a favore della riforma del MES tranne noi e io presumo di sapere come andrà a finire. Non capisco perché quando ci sono degli snodi così importanti come furono, non so, la firma del Fiscal Compact, quella dell'unione bancaria, il PD ragioni solo per ideologia, cioè nella testa del PD ci sono poche sinapsi che collegano Unione Europea a buono, Unione Europea buono, Unione Europea buono, insomma un ragionamento un po' da neonato, no? Ecco, e non si voglia mai fare un ragionamento più sfaccettato andando per esempio a leggere le carte. Ovviamente qui non abbiamo il tempo per farlo, però io risponderò a tutte le sue domande. Voglio solo dire che ho rivendicato con orgoglio il fatto che noi finora abbiamo sempre avuto ragione, loro hanno sempre avuto torto, sono ancora al governo nonostante abbiano perso le elezioni, ma intanto le elezioni le hanno perse e fra un po' non saranno più al governo. Ecco, oggi Berlusconi in un'intervista ha detto votiamo no perché non possiamo praticamente aiutare le banche tedesche. Io quando ho letto questa intervista, professore, un po' ho pensato sì, ma magari un domani potrebbe servire a noi questa cosa. Ci siamo lamentati dell'Olanda o di altri paesi che bloccavano, diciamo, degli aiuti all'Italia. Adesso noi facciamo lo stesso, professore. Chi segue il dibattito sa benissimo che già al primo giro di valzer di questa crisi, cioè dopo lo shock Lehman del 2008, le banche messe peggio erano quelle tedesche. Questo per il semplice motivo che sono più esposte su attività speculative. Sono tuttora più esposte su attività speculative. Le autorità europee quando parlano di riduzione del rischio delle banche, si concentrano solo sulle banche che prestano soldi a famiglie e imprese e escludono rigorosamente sempre le banche che invece fanno attività speculativa. In termini tecnici si dice che escludono gli asset di livello 2 e livello 3, se questo può interessare a qualcuno, ma la battaglia che vorremmo venisse condotta è questa e non viene condotta, cioè quella di considerare pericolose le banche che speculano e non quelle che erogano credito all'economia reale. Quindi siccome la situazione è ancora quella di ormai 12 anni fa, noi abbiamo la ragionevole certezza che se le cose andranno male, e le cose andranno male perché questa crisi da Covid attacca l'economia reale ma poi si trasferirà all'economia finanziaria, bene, quando si verrà al dunque, chi avrà più bisogno di aiuto saranno loro. D'altra parte voglio ricordare che le banche tedesche all'epoca vennero salvate con 256 miliardi di soldi pubblici e poi a noi, pochi anni dopo, venne deciso che i soldi pubblici per salvare le banche non si potevano mettere e quindi non vennero messi 4 miliardi in Etruria
Ferrara, Chieti, eccetera eccetera, e ci fu quella catastrofe di perdita del 60% in borsa del comparto bancario. Quindi sono abbastanza fiducioso del fatto che purtroppo le parole del presidente Berlusconi abbiano un fondamento. No, perché questa Europa, allora mi interrogavo a questo punto, professore, anche sullo scopo dell'Europa. Cioè, se lei giustamente ha ricordato, no? Gli italiani. È fermare gli italiani. Spennare gli italiani, sì, e anche fermare. Noi siamo il tacchino di un eterno giorno del ringraziamento, e questa storia più o meno, questa storia, guardi, detta così mi rendo conto, l'ho detta in modo un po' gergale, mi scuserete, quindi non può darsi che qualcuno ideologicamente si risenta con quei toni un po' da libro cuore che sono proprio del PD, Bagnai, tu non ami l'Europa, ma io sono molto paziente, perché vede, l'acqua sta salendo e prima o poi arriva a tutti. Le cose che noi diciamo oggi, se le capiscono un pochino più persone, è perché purtroppo hanno dovuto vivere sulla loro pelle che cosa significa diciamo così, vivere nel meraviglioso mondo dell'austerità, vivere nel meraviglioso mondo dei salvataggi bancari fatti con i soldi dei risparmiatori, eccetera eccetera, e lo scopo è questo. L'Italia è un paese ricco, ricco di ingegno, ricco anche da un certo punto di vista di un patrimonio finanziario, di un patrimonio immobiliare, che è il risparmio dei suoi cittadini che lavorano. Allora vi faccio questa provocazione perché voi siete nel mondo dell'informazione. Io da 6-8 anni, circa 6 anni, nella stampa internazionale ogni tanto c'è l'editoriale che dice ma quanto sono ricchi gli italiani, però il loro capitale lo usano male perché hanno tutte queste case di proprietà, sarebbe meglio stare in affitto e usare questo capitale per l'innovazione tecnologica. Ecco, sono 6 anni, diciamo, che la stampa internazionale prepara il racconto dell'aggressione ai nostri risparmi e alle nostre case, e non è che quelli parlano così perché Radio Cusano può essere un'emittente libera, ma il Financial Times dice quello che deve dire. Non so se ci siamo capiti, ecco. Sì, ci siamo capiti. Professore, però con tutti questi miliardi che arriverebbero dal Recovery Fund sembrerebbe un'Europa che ci tiene al fatto che l'Italia debba ricostruire la propria economia, debba risollevarsi. Quella sembra una dazione, diciamo, a nostro favore, a nostro vantaggio. Ma voi sapete quanti miliardi effettivamente arriveranno l'anno prossimo e quanti ne tireremo indietro? No. Avete una cifra? No, professore, ne abbiamo diversi. Ci siamo persi nelle cifre, ci aiuti lei. Guardi, allora, le dico io. Sì. L'anno prossimo arrivano 17 miliardi verso la fine dell'anno, d'accordo? Sì. Cioè arriva praticamente un'asta di PTP. Ma il punto è un altro. Perché si parla solo dei miliardi che arrivano e non si parla mai dei miliardi che partono? Cioè questi 209 miliardi sono semplicemente un potenziamento dei fondi europei. Come funzionano i fondi europei? Nello stesso modo, noi diamo 15 e ci ridanno 10, questa volta nel complesso del settennio, perché il bilancio è settennale, daremo 200 e qualche e ci ritorneranno 200 e qualche forse. Allora, vorrei essere molto chiaro, quando si dice i fondi europei sono una grande opportunità, io vorrei che le persone riflettessero su questo. Cosa devi fare per avere i fondi europei? Fai un percorso burocratico a ostacoli, tale per cui devi assumere una persona specialista in bandi europei, e hai dei soldi che devi usare per fare quello che vuole l'Europa, perché c'è un bando molto specifico. Ma quei soldi all'Europa chi gliel'ha dati? Anche l'Italia, che è un contribuente netto. Quindi che cosa voglio dire? I fondi europei già in condizioni normali sono uno strumento per orientare la politica di un paese. In condizioni eccezionali sono uno strumento ancora più potente per orientare la politica di un paese. Guardate che quei 209 sono per oltre 100 miliardi sono prestiti, il che significa, è proprio in re ipsa, che se li prendiamo li ridiamo, no? Siamo dei galantuomini, quindi il beneficio netto è zero. I sussidi cosiddetti, che sono 65 miliardi secondo i documenti che abbiamo, verranno pagati indietro con almeno 4 tasse, perché ci sarà plastic tax che parte dal 1 gennaio, poi ci sarà una tassa sulle transazioni finanziarie, poi ci sarà una carbon border tax sulle emissioni di anidride carbonica transfrontaliera, eccetera eccetera. Ma quindi non ci viene regalato nulla. L'unica cosa è che nel nostro bilancio, nei bilanci delle nostre amministrazioni, nei bilanci di chi avrà questi fondi, non ci sarà la libertà di utilizzare questi soldi se non per gli indirizzi europei. E la domanda è:
questi indirizzi a noi servono, si è visto dal piano nazionale di ripresa e resilienza del governo, non so se avete visto l'allocazione dei fondi, sì. 17 alla parità di genere, 9 alla sanità, decine alla digitalizzazione. Quel documento neanche l'ho guardato onestamente, ho visto la copertina e mi è venuto un simpatico. Glielo stavo per chiedere se sapeva dei dettagli. C'era nella copertina, in che senso? Nella copertina c'è il dettaglio. Mi dà fastidio questo tipo di comunicazione istituzionale vuota e sciocca. Poi insomma l'entità delle cifre è di per sé significativa. Siccome l'Europa ha detto digital e green, qua facciamo digital e green, nel frattempo il paese cade a pezzi, piove, è sempre piovuto, pioveva anche quando ero piccolo io, altrimenti voglio dire, dopo 58 anni oggi di siccità direi che saremmo tutti morti, no? Ecco, però non è che con le piogge cadevano i ponti, adesso con le piogge cadono i ponti, quindi il ponte non è digitale e probabilmente non è neanche green perché è fatto di cemento e per costruirlo, ahimè, bisogna un po' inquinare. Quindi questi ci danno delle priorità che non sono nostre, questo è il punto fondamentale. E poi vi scongiuro, cioè almeno voi non dite che arrivano 209 miliardi se non dite anche quanti ne partono, perché altrimenti sembra che improvvisamente ci viene fatto un regalo. Questo va bene alla propaganda di alcuni, ma non fa bene alla verità e molti saranno delusi. No, io rispetto al piano presentato dal governo sono rimasto un po' atterrito sul termine resilienza perché non lo sopporto. Ma ormai si usa in tutti i discorsi, siccome lo usano tutti, basta con questo termine resilienza. L'ho citato anche addosso. Però sì, è diventata una cosa, resilienza, che è veramente insopportabile. Senta, ieri nel suo intervento il senatore Mario Monti ha detto: chiediamo il MES sanitario, lo stigma è un motivo non reale. Ha aggiunto, dopo ascolteremo Mario Monti, ma professore, che cos'è questo stigma? Perché è la parola un po' più chiara e anche più netta che ascoltano i cittadini, però ovviamente anche qui siamo nel mare della comprensione, quindi vorremmo che ci spiegasse che cos'è questo stigma che rischia l'Italia. Il MES è un'istituzione che nasce per fare dei prestiti ponte da degli stati che sono talmente in difficoltà che non possono collocare titoli sul mercato, d'accordo? Sì. Uno Stato è sull'orlo della bancarotta e i risparmiatori non comprano più sui titoli di Stato, a quel punto arriva il MES. Quindi rivolgersi al MES significa praticamente confessare di essere tecnicamente, se posso, alla canna del gas. Lo stigma è questo, perché se tu confessi di essere alla canna del gas, gli altri creditori non si fidano di te e quindi ti alzano il tasso di interesse sui prestiti che tu chiedi loro, perché ovviamente vogliono essere cautelati dal rischio che tu fallisca. E quanto al collega Monti, io sarò sempre eternamente grato a lui, perché il 16 novembre 2011, quando lui giurò al Quirinale, io aprì un blog per dire che lui avrebbe fallito. Lui ha fallito e diciamo così, questa previsione abbastanza azzeccata mi ha anche portato in Senato, quindi io ho il massimo rispetto per lui, però non ha un track record, diciamo una serie di successi previsionali e o politici a partire dal suo partito, che molti chiamarono sciolta civica perché si sciolse come neve al sole, diciamo, tali da poter dare lezioni. Forse solo ai grillini può dare lezioni, a loro può insegnare qualcosa, ma alla Lega no. Senta professore, siamo con Alberto Bagnai, intanto lo ricordo a chi magari si fosse collegato un pochino più tardi ai nostri sulle nostre frequenze. C'è un altro tema secondo me importante, che è quello che lei ha citato in un suo intervento, cioè quello dei 71 docenti universitari, tutti ovviamente di estrazione, tutti competenti sull'ambito economico, che pur avendo, diciamo così, un'estrazione politica di sinistra o di centrosinistra si oppongono al MES. Quasi a sottolineare da parte sua, professore, che questa non è una battaglia di destra, di sinistra, ma c'è diciamo così, un altro tema, no? Visto che ci partecipano appunto persone che hanno idee politiche diverse, perché secondo lei c'è preoccupazione anche a sinistra, diciamo così, tra alcuni economisti rispetto a questa vicenda? Sì, io diciamo mi sono permesso di rivolgermi ai colleghi del PD, con i quali appunto necessariamente dopo la scomparsa dei 5 Stelle saranno l'unico interlocutore a sinistra,
per chiedere loro di ascoltare le loro voci migliori, insomma, le voci migliori degli intellettuali di centrosinistra, o perlomeno le voci migliori che gli sono rimaste, perché nel frattempo, di fronte al delirio ideologico, molti intellettuali di centrosinistra si stanno comunque schierando con i partiti conservatori. E devo dire che non mi aspetto in effetti che la sinistra ascolti il pragmatismo della Lega, non lo fa perché io mi ricordo, perché io ero di sinistra naturalmente, quando parlo delle loro voci migliori, sì, esatto. Così, una volta c'era anche una voce peggiore che ero io. Sì. Io ricordo distintamente alle riunioni del PD quando per esempio 5 anni fa dicevo per favore cerchiamo di avere, non ero iscritto al partito, non ero nulla, eppure pur essendo nulla parlamentari volevano ascoltarmi e mi invitavano alle loro riunioni perché avevo una posizione comunque nel dibattito. Lo preciso nel senso che il mio percorso politico è iniziato 2 anni fa in Lega, sarà in Lega e se finirà in Lega, punto. Però prima dal libero intellettuale parlavo con tutti. Allora l'atteggiamento sa qual era per esempio su temi come l'immigrazione? Sì, ha ragione Alberto, l'immigrazione, sì, i cittadini che abitano nei quartieri disagiati, quelli che in teoria noi dovremmo proteggere, però non possiamo parlarne perché è un tema di Salvini. Cioè l'atteggiamento, capite qual è? Per la sinistra i problemi non sono i problemi degli elettori, sono i problemi di chi ci mette il cappello, e se Salvini mette il cappello su un tema vero che affligge molte persone, non se ne può parlare perché ne sta parlando lui. Cioè il loro problema è solo la diversificazione del prodotto nel marketing elettorale. Allora capisce che di fronte a questo atteggiamento io so, perché lo so, che non solo loro vanno verso il MES o perché sono ricattati o perché sono corrotti dalle burocrazie europee o semplicemente perché lo dice Salvini, ma lo fanno anche perché non ascolteranno mai quelli di loro che gli danno degli argomenti contrari, perché purtroppo la Lega ha detto la cosa giusta e loro che se la Lega dice una cosa per loro è sbagliata. Ieri Renzi ha fatto una sottolineatura abbastanza interessante nel suo discorso, ha detto, bontà sua, in un raro guizzo di lucidità da parte sua, ha detto che se una cosa è giusta resta giusta anche quando la dice Salvini. Ecco, lui è dovuto uscire dal PD per poter affermare questo principio, quindi onore anche al compagno Renzi. Grazie Alberto Bagnai, grazie senatore, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Resta a risentirci.